su donna per C4, errore, 2 punti di domanda, segue A per B5 con attacco simultaneo. Perdere così sarebbe molto triste, però è ovvio che probabilmente Rajabov non ci aveva neanche sperato. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, vi è mai capitato di guadagnare un pedoncino e poi vincere la partita come se nulla fosse? Ebbene, pensate che questo sia qualcosa che può succedere soltanto ai giocatori da club e che non capiti anche ai più alti livelli? Ebbene, nel Norway Chess Carlsen ha appena vinto una partita mangiandosi il pedoncino fino poi a spingerlo e sfruttare appunto il materiale di vantaggio. Quindi anche Carlsen crede nel detto che un pedone è un pedone. Vediamo la partita. La partita è stata giocata contro Teimur Radjabov, un altro fortissimo giocatore che ora giocherà nel torneo dei candidati di Madrid, dopo non aver potuto, per motivi personali, poter partecipare nel torneo dei candidati precedenti. Vedremo come giocherà quest'anno. Comunque adesso in questo torneo precedente ai candidati, super torneo, era un'occasione per Teimur di affrontare il campione del mondo, ma non è andata bene. D4, cavallo F6, C4, E6, cavallo F3, D5, G3. Carlsen gioca la catalana, un'apertura che si è preparato molto bene già per il match contro Nepomniachtchi, che ora continuerà a usare per qualche torneo. Per esempio, Carlsen quando prepara un'apertura, per esempio nel match contro Caruana, si era preparato la siciliana, anche se di solito lui gioca E5, e dopo si era preparato la siciliana Svesnikov, e dopo il match contro Caruana ha continuato a giocare per un paio d'anni, un anno e mezzo così, questa siciliana con ottimi risultati. Ora Carlsen si sta godendo le analisi che i suoi secondi hanno fatto per il match contro Controne, poi gioca la siciliana. Ecco, di solito le varianti più aggressive sono quando il nero prende in C4, però contro il campione del mondo si gioca in modo umile, no? Quindi alfiere 7, alfiere G2, arrocco, D per C4. Ecco, Carlsen adesso gioca donna C2 con l'idea di recuperare il pedone, e l'idea di giocare donna per C4. Ecco, adesso la variante principale è A6. L'idea di A6 è rispondere a donna per C4 con B5, perché in questa catalana questo alfiere esercita una pressione fortissima nell'ala di donna, quindi nero vuole giocare B5 con tempo, unica opportunità per poi giocare alfiere B7 per contrastare l'alfiere in G2. E ora la posizione è più o meno pari, però contro A6 Carlsen avrebbe giocato A4. Giocando A4 c'è da dire che si rende più difficile spingere in B5, si vuole giocare donna per C4 essendo B5 del nero più complessa, e quindi è difficile per il nero liberare l'alfiere in C8. E qua, questa ovviamente è una delle linee principali della catalana con tantissima teoria. Ecco che Radjabov gioca, per farci un'idea, A6 è stata giocata più di 15.000 volte, quasi 16.000, e Radjabov gioca B5 che è stata giocata solo 1.000 volte, a tutti i livelli, intendo dire, ed è una variante molto minore. Carlsen gioca A4 per, diciamo, per provare ad insidiare la catena di pedoni nera, e a questo punto la continuazione normale più giocata è B4, è stata giocata in quasi 900 partite, dopodiché sarebbe avvenuto tutto il duello teorico, ma a questo punto il nero gioca alfiere B7. Quindi curioso, il nero si sviluppa, contrasta questo alfiere del bianco ma a un caro prezzo, cade il pedone in B5, quindi il nero si trova in una situazione dove il pedone in B5 è caduto, il pedone in C4 è molto debole, ed è una situazione dove il campione del mondo potrebbe presto trovarsi con un pedone in più.
questo punto Rajabov gioca a 6 per provare a liquidare la di donna. Ora, notiamo bene, sembra che il bianco possa guadagnare subito un pedone con donna per c4. Donna per c4 sarebbe un errore gravissimo. Perché? Perché su donna per c4, errore, 2 punti di domanda, segue a per b5 con attacco simultaneo. Perdere così sarebbe molto triste, però è ovvio che probabilmente Rajabov non ci aveva neanche sperato. E qua Carlsen gioca b per a6. La seconda mossa principale per adesso, per ora, la mossa più giocata era stata cavallo c3 per provare a sostenere il pedone. Carlsen è più diretto, vuole cambiare i pedoni per poi puntare al pedone in c4. Effettivamente, probabilmente la strategia di Rajabov deve essere stata. Rajabov probabilmente sapeva nella sua preparazione che il pedone in c4 cade, ma pensava poi di liquidare dalla di donna e raggiungere magari una fortezza, cosa molto sbagliata perché lasciare giocare Carlsen in una posizione risk free dove può solo vincere è sbagliata. Però innanzitutto vediamo come Carlsen cerchierà il pedone. Ora per esempio cavallo per a6 è stata giocata su alfiere per a6 che prova a difendere per ora il pedone, segue cavallo e5 con attacco simultaneo contro la torre e il pedone in c4. Quindi il pedone in c4 cadrà e il bianco starà meglio. Quindi cavallo per a6, donna per c4, pedone è caduto. A questo punto Carlsen ha la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedoni e nero ha la bellezza di ha la bruttezza di 5 pedoni. Quindi Carlsen ha un pedone in più. Ecco, la cosa triste è che questa è una variante teorica. Per il nero è stata giocata da giocatori fortissimi, lo stesso Nepomniachtchi, Nakamura, Grishuk, Esipenko, altri giocatori forti. Il nero ha zero chance di vincere, salvo errori grossolani del bianco. Questo fa capire un po' gli scacchi moderni a che punto sono arrivati. Se il bianco ha tanta teoria, per il nero è molto difficile giocare per vincere senza prendersi enormi rischi. Ok, il nero gioca alfiere di 5, donna c3, c5 adesso. Perché? Perché il nero vuole liquidare più materiale possibile. Se il nero liquidasse il pedone, il pedone C che è debole per il pedone in D4, rimarranno 4 pedoni a testa nell'ala di re e un pedone in più passato nell'ala di donna, che è un pedone passato ma potrebbe essere pressato dal nero lungo le colonne, e quindi probabilmente Rajabov pensava di riuscire a resistere, ma non ha fatto i conti, non aveva fatto i conti col campione del mondo. Alfiere F4, sviluppando l'ultimo pezzo, cavallo E4. Ora mi ero dimenticato di dire che dopo C5 alfiere F4 è una novità. Altre mosse erano state alfiere E3, D per C5, Carlsen gioca una mossa nuova. Effettivamente in questa posizione il bianco sta un pochino meglio con tutte le mosse. Poi cavallo E4, donna C1, C per D4, cavallo per D4, e qua siamo in una situazione dove appunto vige il concetto che un pedone è un pedone. Il nero sta sempre un pochino peggio, può provare a resistere ma non è facile. Ecco qua, probabilmente secondo i computer era meglio portare il cavallo che sta sull'ala in gioco in B4 o in C5, anche se così facendo si permette il cambio delle torri. Carlsen avrebbe sempre avuto un leggerissimo vantaggio, non so, torre per A8, donna per A8, a questo punto si potrebbe provare a spingere il pedone oppure magari addirittura giocare F3 e 4 e poi sviluppare il cavallo in C3 per dire. Ma il vantaggio del bianco è l'attività del nero avrebbe parzialmente compensato lo svantaggio del materiale. Cavallo e C5 è stato giocato e questo è il primo errore. Dopo cavallo e C5 per il bianco è già possibile cambiare dei pezzi. Cambiando dei pezzi si avvicina al finale ed è più facile sfruttare il vantaggio del materiale. Ecco, dopo cavallo e C5, quindi alfiere per D5, donna per D5, e per D5 non avrebbe fatto altro che crearsi più debolezze. Il nero bianco completa lo sviluppo e poi potrà puntare contro il pedone isolato in D5. Donna per D5, alfiere E3, che si toglie l'alfiere dalla possibile forchetta, si difende il cavallo, Carlsen nel pedone in più B2, continuerà magari con cavallo C3, migliorando tutti i pezzi, e il nero deve dimostrare il suo compenso. Nero ha giocato cavallo donna B7,
cavallo D2. Completando lo sviluppo, il cavallo potrebbe dirigersi, non so, F3, AC4, torre C8, donna B1. Sì, la donna è un pochino passiva, ma supporta il pedone B. Cavallo B4, gioca il nero. Cavallo F3, che non disdegna ancora possibili cambi di pezzi, addirittura dare l'alfiere in C5 in alcuni casi, e magari di portare un cavallo in E4. E donna B5, attaccando E2. Nero deve solo resistere, magari il nero spera che il cavallo attacchi la donna per poi ripetere, il bianco se non vuole ripetere la terza volta deve richiedersi cosa vuole fare, ma Carlsen giocò torre E1 a questo punto, torre F8, e ora una mossa stupenda, ecco, scherzando dico che un pedone è un pedone, stanno scherzando, perché il bianco può solo vincere, però se il nero si difende bene, si attiva, per esempio sempre in questo torneo, mi ricordo una partita di Anand contro Topalov, Topalov col bianco, Anand da nero, in cui penso il turno precedente Anand, sacrificando un pedone, ha soffocato l'avversario. Quindi pur avendo un pedone in più serve una grande tecnica per continuare. Quindi allora siamo in una posizione dove come continuare? Abbiamo una debolezza in E2, siamo in una posizione in cui non c'è il rischio di subire un attacco diretto perché il nero ha attività nell'ala di donna, non nell'ala di re, quindi c'è il principio di economicità, cioè per i compiti difensivi cerchiamo di usare i pezzi meno forti. Quindi Carlsen gioca re F1, mosse interessantissime, il re difende E2, vero che è un po' più debole che in G1, ma non si può sfruttare tale debolezza e la torre è libera di spostarsi, per esempio di andare sulla colonna aperta. Principio di economicità, il re, che non è forte come una torre, svolge la funzione difensiva di difendere E2 finché la torre sia libera di muoversi. Il nero gioca H6 perché non ha nulla di concreto, il nero non ha minacce, il nero può soltanto provare ad aspettare e sperare appunto che le cose migliorino. Il bianco però gioca, o meglio, aspettare che il bianco non possa migliorare la sua situazione, ovvero che le cose si mantengano stabili, che il bianco gioca torre C1, torre sulla colonna aperta, facendo pressione su G5 dove magari in un futuro si potranno effettuare dei cambi, magari una manovra potrebbe essere anche raddoppiare sulla colonna C ora, alfiere F8, ecco a questo punto c'erano varie manovre, non so, torre A3 per mettere la torre in C3, interessante, cavallo E4, molto bene come gioca Carlsen, vuole cambiare dei pezzi su cavallo per E4, donna per E4, un altro cavallo scompare, la vittoria del bianco si avvicina. Più ci avviciniamo al finale, magari anche al finale di pedoni, o finale semplicemente, più è difficile per il nero contenere il pedone B che poi avanzerà. Cavallo B3, ora sparisce una torre, cavallo torna in C3, catturare in C3 per poi catturare in A1 non sarebbe altro che un cambio, che tra l'altro dopo C per B4 lascerebbe il cavallo nero in difficoltà, il cavallo non ha case, dopo donna 4 per difenderlo, il pedone B corre inarrestabile, supportato dalla donna, dall'alfiere, il bianco a partita vinta, quindi il nero qua ha giocato donna B7, a questo punto torre A4, la torre è attiva, cavallo D5, che agevola il compito, però era difficile trovare qualcosa, però agevola il compito di Carlsen che cambia un altro cavallo, donna per D5 perché E per D5 avrebbe creato un'altra debolezza, e a questo punto re G2. Un'altra mossa interessante poteva essere donna D3 perché sempre per cambiare i pezzi. Per il nero sarebbe stato difficile evitare il cambio delle donne e a questo punto il pedone in B2 sarebbe stato difficile da frenare. In caso di donna B7, il bianco avrebbe invaso la settima traversa con conseguenze devastanti ed era difficile non cambiare le donne e mantenere il cavallo difeso. Comunque re G2 che va benissimo, donna C6 attaccando la torre, torre A7 forte, a questo punto G5. Perché G5? Perché se il nero non fa nulla, Carlsen inizierà per esempio a centralizzare la donna e proporre cambi con donna di 3 a 6 o donna 2 a 6. La realizzazione del vantaggio del pedone in più è inesorabile, quindi bisogna cercare di confondere le acque, magari provare a sfruttare l'inchiodatura. Ora, donna di 3, punto esclamativo, minaccia il cavallo, G4, donna per B3, G per e per recupera un cavallo ma perdendo un altro pedone semplificando i pezzi, composizione completamente vinta per il bianco nel lungo termine.
Dopo donna di 3, quindi cavallo C5, è stata giocata in partita, donna C4, e diciamo che inchioda il cavallo, nel senso che se il cavallo si muove vengono cambiate le donne, controlla la casa in G4, quindi blocca G4, provare a guadagnare il cavallo inchiodato, perde il pedone, il re anche meno difeso, il bianco vince. Donna B6 è stata provata, donna A2 difendendo la torre. A questo punto donna C6 inchiodando di nuovo il cavallo e minacciando G4, ma a questo punto il gioco di Carlsen è più forte. Ora regola numero 1, i pedoni passati vanno spinti. E questo è il momento in cui si sente la forza del pedone in più. Cioè, finora Carlsen ha solo manovrato così, a questo punto B4, il pedoncino in più, inizia a farsi sentire. Ora su G4 attacca il cavallo, B per C5, G per F3, E per F3, e qua semplicemente questo è stato un cambio di pezzi che favorisce nettamente il bianco, che probabilmente vincerà la partita. Per esempio su alfiere per C5 per recuperare un pedone, non so, si potrebbe giocare magari torre A6 che attacca la donna, poi si può prendere in H6, il bianco avrebbe sempre ha un re più sicuro, e dopo che H6 cade il bianco avrà un 4 contro 2 che gli garantirà la vittoria sempre nel lungo termine. E dopo B4 cavallo di 7, e a questo punto si usano i pedoni per gli scopi tattici del bianco. B5, questo pedone dalla vittoria viene usato tatticamente. La cosa bella è che se il nero cattura in B5 segue cavallo di 4 punto esclamativo e la donna non riesce a mantenere difeso il cavallo in D7, perché queste case sono controllate. Caselle C6 D5, su donna A4 anche controllata, su donna D5 cambiamo le donne e il cavallo cade. Quindi cavallo di 4 garantisce la vittoria del bianco. Dopo B5 nero ha giocato donna D6 e a questo punto mossa finale donna a 6, e alla mossa 36 senza che sia successo nulla bianco vince. Il bianco ha vinto semplicemente manovrando i pezzi, respingendo l'iniziativa nemica e spingendo il proprio pedone in più. Perché qua il nero abbandonato? Ma perché la posizione è completamente persa. Ora si minaccia il cambio delle donne, si minaccia la torre, quindi rifiutare tale cambio è improponibile perché c'è anche pressione sul cavallo. Se tipo difendere la torre così implica la perdita del cavallo e la partita, ma anche cambiare le donne porterebbe alla disfatta. B per A6, il cavallo in presa, e se si sposta si può continuare per esempio con torre B7, A7, torre B8 vincendo. E non c'è nulla da fare, non so, su cavallo D5 si potrebbe anche, volendo, mantenere l'alfiere che supporta il pedone in A7, poi A7, torre B8 con facile vittoria, o altre mosse, non so, cavallo I5, anche giocare posizionalmente e vincere. È ovvio che Carlsen concretizzerebbe il vantaggio. In caso di altre mosse la vittoria sarebbe comunque questione di poco tempo. Quindi no, su torre D8, tra le varie cose, anche cambiare le donne probabilmente porterebbe a un vantaggio alla lunga appunto, un vantaggio irresistibile. Si può anche manovrare il cavallo per appoggiare il pedone, centralizzare il re, e qui dopo donna a 6 Radjabov ha deciso di porre fine alle proprie sofferenze. Secondo me, sì, anche torre C7, no? Si poteva provare, ma si cambiano anche le torri. Qua possiamo continuare con D6, no? E davvero qua non c'è più nulla. Pedone vince, non si può tenere con cavallo B6 per l'alfiere. Quindi, l'insegnamento di questa partita, un pedone è sempre un pedone, di livelli bassi, intermedi e nei super tornei. E secondo insegnamento, non dare un pedone a Carlsen. Terzo insegnamento, anche il campione del mondo crede nel materiale. Spero che questa partita vi sia piaciuta e continueremo nei prossimi giorni con altre analisi di questo super torneo Norway Chess. Alla prossima!